Benvenuti in questo nuovo video spesa. Solo che devo cercare la borsa. Sono all'AEO. Ho fatto una piccola spesa, piccola. Allora, da cosa inizio? Non ho preso tanta roba perché eravamo appena stati a far spesa io e Franz all'Ipertosano, ma non vi ho fatto il video perché c'era tanta roba e no. Allora, ho preso due di questi della Mila, che sono quelli che preferisco io, sono senza lattosio e hanno i cereali col cioccolato, no, biscotti, cereali con biscotti al cioccolato, ecco, non ci sono noccioline dentro e quindi io li mangio volentieri. Poi due würstel di pollo della Wüber che erano in offerta, solo per quello li ho presi, non per altro. Penso che quelli di fianco mi guardino storto. Comunque, vabbè, il totale della spesa 41,26 €. Poi da frigo ho preso la panna fresca da montare senza lattosio, di solito prendo questa quando vengo qua perché hanno solo questa, e poi un formaggio, questo qui è l'Antelao e è buono, 2,58 €. Basta, da frigo ho ancora questo, l'attugino, e pomeriggio andrò in paese a vedere un po' di insalata perché qui non c'erano le buste già pronte. Non sono più abituata a fare i video spesa. Prima c'era anche quasi caldo stare vestita così, ma adesso c'è un'arietta che sinceramente è meglio essere vestita così. Qui ci sono le mele golden Valvenosta, 2,28 €, sono quelle verdi, sono quelle che preferiamo io e Franz, solo che poi dopo un po' diventano gialle chiaramente maturando, ma insomma. Poi mi sono dimenticata il melone, ho preso una baby anguria, questa è costata 1,10 € al chilo, quindi 2,02 € di baby anguria. Questa è la pasta jolly, le noccioline, poi ci sono le pennette rigate, le mezze penne rigate, e queste cosa sono? Gli stortini rigati. Fragole, fragoline di bosco, questa è della Rigoni d'Asiago, la confettura che è buonissima. E io non potevo scegliere un altro posto per mettermi a fare il video, poi ho preso questa, queste ve le consiglio, della Bonduelle, io ve le ho sempre consigliate in tutti i video spesa dove le avete viste. Poi ho preso le carote della Selex, costano 1,29 € a vassoio, sono da 1 chilo, sì, 1 chilo. Poi ho preso le zucchine, erano in offerta a 1,29 € al chilo, 75 centesimi, sono 3 zucchine. Poi le banane, qua costano sempre tanto, 1,59 € al chilo, 1,25 €. E ho preso il pomodoro guardi bue, 3,79 € al chilo, 3,85 € in totale. Poi ci sono due pucce, pane puccia, questo qui, 1,15 € e 1,07 €. E ho fatto anche scorta di pane, tra l'altro. Ci sono delle briochine per Franz, queste sono 1,69 €. Poi però il resto, ragazzi, il resto io lo metto qua. Poi ho preso questo mix solito, il Tris, che era quello messo meglio. Ho paura che però si apra, perché di solito si apre sempre questo. Infatti perdo sempre tutta la frutta in giro. Allora lo metto sotto tutto in modo che rimanga lì, però sotto tutto si schiaccia. Come facciamo? Boh, così. Poi ho preso anche le fragole, queste le farò subito domani. Queste erano 2,99 € al chilo, 1,75 € sono mezzo chilo, un po' più di mezzo chilo, dai. Poi ho preso il pane, sono 15 panini, 3,81 €. Ok, dunque dopo un secolo faccio i video con il telefono. Niente, volevo chiudere il vlog, il video spesa, il mini video spesa, è che avevo due che continuavano a fissarmi, che erano in questa macchina, e quindi mi hanno un po' infastidito. Poi mi sono messa a parlare coi carrelli
e c'era anche Mauro, quello del Corriere di Bartolini, e ti vedo un po' perplesso, ti vedo, cos'è che mi ha detto? E gli ho detto, ma sì, perché c'era un carrello, mi sono accorta dopo, io avevo già attaccato il mio, c'era un carrello davanti al mio che non era stato attaccato, aveva una moneta dentro incastrata, non era un euro, e quindi non aveva il piruletto che poi viene fuori la moneta, tu attacchi quello, viene fuori la moneta, no, era stato messo là così, e quindi non tornavano i posti, no? Non capivo perché non tornassero i posti dei carrelli, del carrello, insomma, non era dove l'avevo preso io, ecco, in sostanza. Vabbè, niente, dai. Comunque, vi ringrazio per essere stati in questo video. Appena è iniziato a piovere, beh, per fortuna ha tenuto abbastanza, insomma, prima gocciolava, adesso invece è iniziato un po' a piovere, vabbè, dai. Comunque un po' di spesuccia l'ho fatta, vi ho detto, cioè, avevamo già qualcosina a casa, non è che abbiamo moltissimo, però qualcosina c'era, a noi serviva la frutta più che altro, un po' di mele, banane, insomma così. Poi però la Macedonia con le fragole, quindi la panna. Non ho preso granché, mi serviva il pane soprattutto, il pane perché è una vita che non compro questo qua proprio che fanno qua, no, che fanno qua, comunque il pane di qua, insomma. E di solito mi ritrovo a comprare pane industriale che non è che mi piaccia tanto, sinceramente. Si sente il gusto, si sente la differenza, e anche quando diventa vecchio si sente tantissimo il gusto del pane industriale. È cattivo come gusto, invece il pane che fanno qua è diverso, anche da vecchio non è cattivo, cioè è mangiabile. Ovvio, non deve avere la muffa, ma insomma. Niente, vi ringrazio per essere stati in questo breve video. Adesso mi ritiro verso casa e cioè, finito di lavorare sono venuta qua subito a fare la spesa e poi niente, adesso sono le 2, non so che ore siano, non lo so, penso siano le 2, quindi vado verso casa, sistemo la spesa, pulisco un po' e via così. E via così, che oggi è sabato, è finita la settimana lavorativa, sì! Oh, stamattina ho lavorato come una pazza, anche stamattina, a controllare le cose che ho fatto nei mesi scorsi, quindi, boh, perché se no mi ritrovo, io lo so già, mi ritrovo a luglio a dover controllare il semestre. No, allora ho già iniziato e devo controllare ancora aprile e poi fare maggio, che vabbè sta finendo adesso, quindi sono ancora in tempo, a voglia. Cioè, volendo potrei fare tutto in luglio, i primi di luglio, però sarebbe un gran caos e quindi si fa mese per mese, insomma, il controllo, giustamente. È meglio, cioè bisogna farlo perché salta sempre fuori qualche errore e allora è meglio sì farlo. Ma adesso piove però, che tristezza. Vabbè, adesso faccio la tamarra, mi metto un po' di musica in macchina. Io vi ringrazio per essere stati qua con me, ci vediamo in un altro video come sempre, rimanete qui sintonizzati sul canale e seguitemi su Instagram. Se non vi piace la natura non seguitemi su Instagram perché la mia pagina IG riguarda quello praticamente, tranne le storie che magari vi faccio vedere anche qualcos'altro o vi parlo magari della giornata, ma ormai non faccio più neanche tante storie. Comunque, se non vi piace la natura, se non vi piacciono le montagne, non seguitemi su Instagram, io vi avviso, non dite poi che non vi avevo avvisati. E quindi ci vediamo alla prossima, ciao!